Si è svolto al centro commerciale I Paperi di Siracusa l'evento Work in Progress destinazione Shanghai per presentare e sostenere il campione italiano Giuseppe Fiorini e il team Italia Latte Art. Giuseppe Fiorini ha effettuato dimostrazioni di latte art entusiasmando il pubblico presente che ha potuto così ammirare le sue splendide creazioni. Quest'anno la Caffè Barbera ha deciso di sponsorizzare la manifestazione Work in Progress, una manifestazione che ci ha visti già protagonisti nel precedente insieme al nostro cliente e amico soprattutto Giuseppe Fiorini, che nel suo punto vendita eroga e ci onora di avere dentro con sé le nostre miscele. Quest'anno si è deciso da parte della famiglia Barbera di sponsorizzare in maniera più forte, più presente questo tipo di eventi. Questa specialità è la formazione soprattutto del personale e quanto riguarda gli operatori del settore sta avendo sempre più interesse da parte della nostra azienda. L'azienda che si fregia di 143 anni di storia e ovviamente per noi la storia nostra si fonda sulla torrefazione del caffè e quindi oggi siamo ancora sempre di più convinti che questa forza propulsiva in termini proprio pratici dell'operatore possa far crescere sempre più la nostra azienda. A seguire l'evento anche gli assessori alle attività produttive Teresa Gasbarro e al turismo Francesco Italia, che hanno consegnato al campione italiano di latte art una lattiera placcata in oro da utilizzare durante la gara mondiale che si terrà a Shanghai dal 29 al 2 aprile. Giuseppe Fiorini, barista siracusano, ha vinto il campionato italiano latte art 2016. La sua specialità è decorare splendidamente i cappuccini prima di servirli ai clienti. Il suo cupido cremoso ha stregato i giudici di Rimini. Ora sta per volare a Shanghai, in Cina, per disputare il campionato del mondo. L'associazione Mangiare Bene e non solo e gli sponsor che sostengono il Team Italia Latte Art invitano tutti gli appassionati e non solo a seguire la gara in diretta streaming da Shanghai del World Latte Art Championship 2016 sul sito www.worldlatteart.org. Un'occasione importante per far conoscere al mondo intero una delle eccellenze siciliane. A caratterizzare l'evento dell'associazione Mangiare Bene e non solo, svoltosi ai Papiri durante il weekend, le illustrazioni delle tecniche, i segreti e la storia della tradizione pasquale a tavola con i vari allestimenti per il giorno di Pasqua, le decorazioni delle uova di cioccolato e il loro confezionamento, la creazione di segnaposti e centrotavola con gli ovetti di cioccolata, la decorazione delle uova confettate con la pasta di zucchero, illustrati anche i segreti delle sculture vegetali. Al termine della manifestazione, per la gioia dei più piccoli, aperto il maxi uovo di cioccolato che hanno potuto degustare insieme al pubblico presente e con l'animazione di Peppa Pig.